Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avrete visto dalla mascherina, vediamo con le nostre sibille interattive cosa lui ci nasconde o lei ci nasconde. Quindi cari amici, prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale di Legarda e del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e nel gruppo di Telegram e trovate il link qui in descrizione. Bene, fatto questo, anche magari un bel super like che fa sempre bene, scusate, al morale. Bene, iniziamo subito con la nostra stesa interattiva dei 3 mazzetti, quindi partiamo subito con la mischiatina delle nostre sibille interattive alla domanda cosa mi nasconde e poi via, voilà, 3 mazzetti. Bene cari amici, abbiamo fatto i nostri 3 mazzetti, vedete? Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 e mazzetto numero 3. Alla domanda cosa lui mi nasconde, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 e mazzetto numero 3. Quindi sedetevi, rilassatevi, concentratevi, sentite la vibrazione migliore per il vostro mazzetto, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Eventualmente fermate anche il video e concentratevi alla domanda cosa lui mi nasconde. Quindi iniziamo, quando siete pronti, voilà, via. Togliamo mazzetto numero 2 e mazzetto numero 3, lo spostiamo e facciamo la domanda cosa lui mi nasconde. Concentratevi, voilà, via. Speranza, dottore, domestico, leggerezza e casa. Allora vediamo un po' questo lui cosa ci nasconde. Allora noi vediamo, ripeto, speranza, dottore, domestico, leggerezza e casa. Allora, la prima cosa che vediamo è che lui ha grandi speranze su di noi, però è afflitto da qualcosa, è un po' arrogante, un pochettino indeciso, cioè lui ha speranze su di noi ma ci nasconde qualcosa perché lo porta a essere un attimino, come si suol dire, indeciso e si sente anche male. Vediamo anche il domestico che in questo caso vicino al dottore e alla leggerezza sembra quasi che, sapete alcuni domestici che sono, è vero, sempre fedeli, ma alcuni lo fanno proprio per dovere e quindi non niente contro i domestici, ma alcune volte sono un attimino furbetti, quindi diciamo che lui ha grandi speranze, però nello stesso tempo vediamo domestico e dottore con leggerezza che sono un attimino ambigui. Quindi lui cosa spera in noi? Lui spera di trovarsi bene, vedete? Non nasconde altro però che una certa leggerezza e una certa furberia, vorrebbe fare qualcosina di nascosto, però vede in voi la speranza e la casa. Quindi tutto sommato vi posso dire che anche se lui è abbagliato da queste furberie, non nasconderà grandi cose perché voi siete una fortezza, per lui speranza e casa, tutto quello che sta in mezzo poi lascia il tempo che trova. Quindi è vero che lui ha grandi speranze in voi, vede una fortezza immensa e anche se è un po' furbetto non ce la farà a fare le sue furberie perché voi con casa siete troppo forte. Quindi nel primo mazzo penso proprio che abbia poco da nascondere, è uno che alla fine guarderà più che altro chi veramente siete e quindi non dovete aver paura che vi nasconda qualcosa di importante. È solamente il furbetto del quartierino che gli andrà a puca perché siete troppo forti per lui. Il secondo mazzetto, prigione, riunione, gran signore, artista e disgrazia. Guardiamolo ancora, alla domanda lui cosa mi nasconde, prigione, riunione, gran signore, artista e disgrazia. E in questo mazzetto le sibille cosa ci nasconde? Ci nasconde che lui si sente un po' legato verso di voi, imprigionato quasi, sente come buono questa cosa qui in un certo senso,
la sente come buona, anche se, perché vedete, gran signore, protettore, ricco, genio, poco da nascondere verso di voi, si sente un po' imprigionato, però con riunione, gran signore e artista sono carte eccezionali nei vostri confronti. Però ha paura perché, vedete, disgrazia, ha paura di perdervi, sì, perché questa disgrazia qui, sì, che viene dopo artista, gran signore e riunione, non vi nasconde proprio un bel niente, perché non può farlo, è troppo alto, cioè lui si sente chiuso, però poi nella stesa si vede che di voi ha un grandissimo rispetto, perché ha abbastanza intelligenza da capire che siete veramente potenti, e non vi può nascondere niente perché ha paura di una disgrazia, ha paura di farsela bua. Quindi alla domanda lui cosa vi nasconde c'è poco da fare, lui spera molto in voi nella riunione, sa riflettere ed è creativo, e ha paura di perdervi perché si sente un po' in prigione, ma sa benissimo che se si gioca male l'artista, il gran signore e la riunione, alla fine arriverà una disgrazia. Quindi chi ha scelto mazzetto numero 2, lui vi può nascondere quello che vuole, ma alla fine voi sarete sempre il centro del suo interesse, c'è poco da nascondere. E anche qui il secondo mazzetto è propositivo. Vediamo il terzo mazzetto: amore, militare, gran consolazione, sacerdote e allegrezza di cuore. Beh, qui devo dire proprio che le carte sono molto propositive, perché vediamo amore, militare, gran consolazione, sacerdote e allegrezza di cuore. Quindi lui proprio in questo mazzetto qui è innamorato, perso di voi, allegrezza di cuore, vedete militare, magari un po' rude, un po' ha dei segreti, però con voi si sente in gran consolazione, è abbastanza intelligente da capire che bisogna fare le cose giuste, e alla fine chiude con allegrezza di cuore e fidanzamento. Quindi il terzo mazzetto è estremamente positivo. Se nel secondo mazzetto c'era un pochettino che lui cercava di barcamenarsi nelle sue furberie, anche nel primo, nel terzo mazzetto non c'è nessun tipo di furberia, sebbene nel secondo mazzetto bisogna ammettere che aveva dentro l'artista e il gran signore. Qui invece abbiamo subito amore, vi ama tantissimo, e quando è con voi si sente proprio nell'allegrezza del cuore. Quindi con gran consolazione e sacerdote non vi può nascondere niente di negativo, perché anche se vediamo che fa finta con un militare, ma con amore e gran consolazione e allegrezza in finale, tutto quello che è dentro è un attimino chiuso perché c'è troppo amore e allegrezza di cuore. Al più potrebbe sembrare che alcune volte abbia dei segreti, ma sono dei segreti un po' che si sgonfiano, perché gran consolazione il sacerdote sa benissimo che bisogna fare le cose giuste, perché è un uomo di legge religioso, è un giurista, è una persona saggia, intelligente, corretta, e quindi esclude il militare, e in allegrezza di cuore questo vuol dire che con apertura di amore vuol dire che lui non vi può nascondere proprio niente di pericoloso. Bene cari amici, rifacciamo un riassunto di questi 3 mazzetti alla domanda lui cosa vi nasconde, e possiamo vedere nel primo mazzetto così, nel secondo mazzetto c'è la chiusura un po' dura, però lui non scapperà mai e non nasconderà mai niente di grosso, per il semplice fatto che le 3 carte principali in mezzo erano che vi valuta molto bene, è una persona intelligente, e il terzo mazzetto vi ama alla follia. Bene cari amici, anche oggi il vostro mazzetto Marietto Veneziano, scusate, ha dato questa pillolina. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Garda del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici, ciao e alla prossima.